C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. Vediamo chi di voi all'ascolto, care amiche, cari amici telespettatori, ha mai sentito questo proverbio: la not è la madre dei consei. Vabbè, insomma, questo è applicato un po' in tutta Italia, va bene dappertutto, però voi state qui con noi e vediamo un po' cosa salta fuori. Siamo da Ottica Renzo a Brescia 2 in via Aldo Moro numero 32. Siamo in compagnia della signora Sandra. Sandra carissima. Allora, qua c'è da leggere questo proverbio, questo modo di dire in dialetto. Vediamo un po', se lo sai. La not è la madre dei consei. Benissimo Sandra, la not è la madre dei consei. E sai tradurlo, Sandra? La notte è la madre dei consei. Sai che non so cos'è, strano perché io so tutte le cose in bresciano, in dialetto. Effettivamente, consei non è roba da mangiare, non è che dici caso un sei, consei, Dei consigli. Adesso mi è venuto in mente, anche perché la notte porta consiglio, perciò giusto, la notte è la madre dei consigli. A te capita di addormentarti con un'idea e poi magari risvegliarti con un pensiero diverso? Sì, purtroppo sì. Ah, purtroppo, in negativo. A volte sì, in negativo. Sandra, tu che fai? Di che ti occupi? Allora, io faccio la mamma, la babysitter e la moglie. Ah, vedi, e niente. E delle tre quale preferisci? Tutte e tre. La moglie, dai. C'è il marito che guarda. Ora siamo in compagnia di Francesca. signor o signorina Francesca? Signora, Da quanto tempo, signora Francesca? dal 2013, quindi tanti anni. Non ti ricordi manco più. Hai rimosso. Sì, Senti Francesca, come te la cavi col dialetto? abbastanza bene. Di dove sei tu? Originaria di Lumezzane. Ah beh, però anche tu qui all'Ottica Renzo. Senti un po', prova a leggere qui. La notte è la madre dei consei. Cioè? La notte è la madre dei consei. Quello, Consigli. dei consigli. La notte porta consiglio. Per te è così? Sì, dato che non dormo, sì. Perché non dormi? Da ormai è anni che soffro di insonnia e così. E che fai? Vai leggi, vai... Leggo, bevo tisane. Così. Un classico. Esatto. Va bene, ciao, grazie. Ciao. Oh, basta, le ragazze sono finite e ora iniziano i giovanotti. È andata così. Come ti chiami? Luca? Ah, Luca. E tu che fai da Ottica Renzo? Faccio tutto. Ah, caspita, sei l'ottico pure tu quindi? Esatto, sì. Vedete allora che se venite qua, vedete pure Luca e tutti i suoi bravi collaboratori. Senti Luca, tu prova a leggere un pochetto qui, vedi se... Allora, la not è la madre dei consei. Sì, beh, Va bene? questo, esatto, bravo. Che significa? La notte è la madre dei consigli. Sì, esatto, benissimo. Che significa? A te capita di vivere questa cosa? Che la notte porta consiglio, insomma, prima di una scelta importante, una cosa un po' difficile, no? Sì, esatto. A volte magari cose che si pensano il giorno prima, durante la notte si riesce a rielaborare un attimino un po' tutto. La mattina quando ti svegli, Hai già la risposta? te la dice la moglie eventualmente la risposta. Tu sei sposato? No, no. Vabbè, no, vabbè, insomma, stavo dicendo beato, vabbè, bravo, così, continuo così. Va bene, basta. Posto. E svegliamolo allora, ma non c'è bisogno di svelarlo più di tanto, anche i nostri amici sono stati bravi, si sono applicati. La notte è la madre dei consei. Edoardo che avrebbe detto? Da passare l'uttata. Deve passare la notte porta consiglio, questo è. Grazie, a risentirsi e arrivederci alla prossima.